Quando il cocco è buono? Quando è pieno d'acqua. Nostalgie delle vostre vacanze tropicali? Latte di cocco. Ingredienti: cocco. Ma che volete? Un cocco ammonnato e burro. Quando il cocco è buono? Quando è pieno d'acqua. Allora, del cocco prendiamone prima l'acqua. Quindi con il punteruolo scegliamo il punto più fragile, creiamo lo spazio e questa la mettiamo da parte. Cominciamo, spacchiamo come? Aiutandovi col dorso della mannaia e voilà, noi ci aiutiamo con una briostrica. Fate leva, mi raccomando non vi fate male. Cominciamo, meglio avere una bella grattugia di queste come quella della nonna, gli diamo una bella sgrattugiata, ci siamo quasi, così ritorniamo nei nostri tropici. Signori, un bel panno lavato, una bella chiusura stabile e il vostro latte di cocco con la polpa rimasta, mi raccomando non la buttate, potete fare degli ottimi frollini e perché no anche una bella granita. Il protagonista è qui con tutto il suo ricco grasso. Mi raccomando, un bel bicchiere di questo fatevelo con o senza tequila, con o senza rum. Se volete potete utilizzarlo in quei piatti dove la panna è protagonista, usate questo, un ottimo latte di cocco e fate i bravi. Io so troppi.